Ci troviamo a Poiano di Valpantena e come vedete alle mie spalle sono in azione le ruspe che stanno iniziando i lavori di prolungamento della SP6 dei Lessini da Quinto di Valpantena a Poiano. Un'opera attesa da tantissimi anni dai cittadini appunto di questo territorio e che dopo vari iter burocratici e vari rimandi nel tempo ha potuto vedere il suo inizio. Un'opera finanziata dalla Regione Veneto per un importo complessivo di 20 milioni di euro. Sentiamo cosa ne pensa la gente. Validissima, sì. Se ne parlava nel 72 quando ho cominciato a lavorare alla Veronesi Mangimi e mi auguro che finalmente dopo quasi 50 anni venga finita. Non so come facciano, però c'è un punto che è quasi dritto, ma 2 volte a settimana sono morto, perché non lo so, per cui penso che sia utile l'altra sala. Traffico ce n'è, però non mi sembra che sia così proprio indispensabile, ecco, anzi magari rovinerebbe anche il panorama, tra virgolette. Io è da tanti anni che aspetto che venga fatto questo lavoro, che secondo me è utilissimo, dovrebbe essere un sollievo per l'attuale strada che è sempre ingolfata, è sempre intasata di macchine e di camion. Inutile perché tanto comunque i camion che devono andare da Veronesi passano ancora per la stessa strada di prima e rovinano completamente la vallata. Che basta guardare la strada, è già intasata adesso, dunque non parliamo poi alle 6, ha bisogno, è tardi per conto mio, dovevano fare ancora qualche anno fa. Speriamo che sia utile, ma probabilmente si sposta il traffico da qua a lì sotto, nel senso che probabilmente si risolverà a poco del traffico della zona qua. Potevano fare un buon sottopasso a Poiano e avevano risolto il problema senza spendere cifre che sembrano che vadano a spendere così importanti che non ne vale la pena in questo momento. Ecco.